cordiale saluto a tutte le persone che ti stanno seguendo. Sono Don Alessio Magora, direttore dell'Azione, e oggi ho qui con me il piacere di avere Ivana Borsotto, presidente di Foxiv, e Rita Giglio, vicepresidente di OVCI, la nostra famiglia. Queste due illustri ospiti qui con me oggi perché a breve si terrà a Conegliano un importante appuntamento. Sono i 40 anni dell'OVCI nazionale 1982-2022, appuntamento che si tiene alla nostra famiglia di Conegliano, un appuntamento molto importante per la nostra diocesi, per il nostro territorio, che è molto legato alla realtà della nostra famiglia e che conosce anche OVCI, la nostra famiglia, per così la presenza in alcune realtà di OVCI di figure che conosciamo. Penso a Francesca Villanova, ma anche a altre persone legate sempre alla nostra famiglia che hanno partecipato a questi progetti. Allora, innanzitutto chiederei alle mie ospiti di presentarsi e di presentare anche le rispettive realtà appunto che rappresentano. Comincerei con Rita Giglio, vicepresidente appunto di OVCI, la nostra famiglia. Grazie. OVCI, la nostra famiglia, è una ONG italiana nata nell'82, appunto facciamo i 40 anni, da due realtà, dall'associazione La Nostra Famiglia e dal gruppo Amici della Nostra Famiglia, che hanno pensato di dare vita a questo organismo per poter lavorare nei paesi all'estero, dove la competenza e l'attività della nostra famiglia, che è un'associazione italiana, era richiesta. All'inizio sono stati dei missionari del Pime, missionari comboniani, missionari saveriani, che hanno richiesto a OVCI una presenza sul tema della riabilitazione infantile, perché all'estero il tema della riabilitazione del bambino era un tema molto faticoso, soprattutto nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, dove l'importanza di una sopravvivenza normale, diciamo, offusca un po' quelli che sono i diritti dei bambini disabili, soprattutto bambini, perché noi ci occupiamo di bambini. Certo. Abbiamo la sede è in provincia di Como, a Ponte Lambro, ma abbiamo diversi gruppi di animazione sparsi in Italia. Diciamo che uno dei più attivi è sempre stato quello del Veneto, di Conegliano, dove, come ha ricordato lei, c'è Francesca Villanova, che è una presenza molto, molto attiva. Certo, sì, è stata a Giuba, no? Il centro di Giuba. Sì. In Africa. Sudan, se non sbaglio, no? Sud Sudan. Sud Sudan, ok. Sì, grazie. In cui lavoriamo. Il primo paese dove siamo andati è stato il Brasile, in Amapá, e poi subito dopo a Giuba, nel Sud Sudan, e poi nel Sudan a Khartoum, in Cina a Pechino, a Rabat in Marocco, in Ecuador a Esmeraldas, e con una esperienza anche che poi si è chiusa in Palestina. Grazie di questa panoramica. OVCI, la nostra famiglia, è un'associazione che lavora nell'ambito della cooperazione internazionale, però non è l'unica, ce ne sono molte, e queste sono in qualche modo federate all'interno di un'associazione più ampia che è il Foxiv, e per questo chiederei a Ivana di spiegarci un po' di che cosa si tratta. Bene, innanzitutto grazie Don Alessio, grazie all'Azione che ha preso questa iniziativa di accompagnarci in questi anniversari, perché la Foxiv quest'anno compie 50 anni. Allora, noi siamo una federazione di 87 organismi di ispirazione cristiana che sono impegnati in azioni, progetti, programmi di cooperazione internazionale e solidarietà internazionale.
e siamo presenti in 80 paesi del mondo. Anche per noi è un momento importante perché 50 anni sono un traguardo che invita già a riflettere, no? Sulla ragion d'essere e sulle sfide che abbiamo davanti, e così le stiamo vivendo, e siamo felicissimi di condividere sabato e domenica l'anniversario con Ovci, che è una nostra associata. Benissimo, questa essenziale e chiara presentazione di Foxiv. Non avevo colto che si trattava anche di un anniversario per Foxiv, 50 anni, ecco, di presenza e di attività. Quindi un motivo in più per far festa in questo 40° anniversario dell'Ovici, la nostra famiglia conegliana. Verrei subito alle domande più, come potremmo dire, per entrare più nel merito un po' della questione, della situazione, della realtà. Porrei un po' a tutte e due le stesse domande fondamentalmente. Innanzitutto una domanda sullo stato di salute della cooperazione internazionale dal vostro punto di vista, cogliendo da un lato sia quelle che possono essere le opportunità del momento presente e al tempo stesso anche le sfide, no? Che si stanno attraversando, quindi anche magari aspetti più critici che dal vostro punto di vista potete cogliere nell'ambito della cooperazione internazionale. Ecco, non so se Ivana vuoi cominciare tu per prima. Va bene. Ma allora, sullo stato di salute della cooperazione è una domanda non facile, nel senso che dobbiamo collegarla un po' ai tempi che stiamo vivendo e che non sono facili, quindi di conseguenza anche la cooperazione e la solidarietà internazionale ne risentono. Soprattutto partirei dal punto di vista culturale. Non sono tempi favorevoli all'apertura. Siamo forse la cifra più vera del nostro tempo è proprio la paura. La paura, e il mondo fa paura, ma fa paura anche il futuro. E da questo punto di vista devo dire che noi abbiamo una responsabilità molto grande, perché noi siamo nel mondo, no? Poi sentirete Ovci le cose che fa, e effettivamente essere presenti nel mondo è un grande regalo della vita, per noi è una grande fortuna, perché siamo i primi testimoni del fatto che nel mondo la speranza c'è ancora, anzi noi troviamo la speranza nelle situazioni più disperate, nelle situazioni più povere, troviamo la generosità nelle situazioni più appunto di povertà più assoluta, e quindi devo dire che la cooperazione internazionale e la solidarietà internazionale sono una grande lezione di speranza, e la responsabilità che abbiamo è di riuscire a raccontarla, di riuscire a farla sentire vicino a chi non ha modo o non ha intenzione di spostarsi, perché la visione del mondo che abbiamo è anche, come dire, sulle potenzialità. Io penso al tema dell'immagine che appunto nell'immaginario collettivo si è costruito dell'Africa, no? Sono tante Afriche, ma soprattutto l'Africa è sì l'Africa dei villaggi in cui non c'è accesso garantito né all'acqua, né alla sanità, né alla scuola, né al cibo, ma nello stesso tempo l'Africa è questa immensa forza dei giovani che vogliono e esigono un futuro migliore, ed esigono di migliorare la loro condizione di vita, e quindi l'ingegnosità, la capacità costruttiva, la produttività, la voglia di fare, la voglia di creare. Noi ne siamo i testimoni, eppure vediamo a fronte di questo un'Europa sempre più chiusa, no? Sul tema delle migrazioni devo dire che siamo i primi a dire che non bisogna temere, ma bisogna governare i flussi migratori. Eppure abbiamo la realtà che ci interpella, perché dal punto di vista demografico noi andiamo incontro a come dire, a un aumento della popolazione mondiale fortissimo. Nel 2050 l'Africa raddoppierà semplicemente la sua popolazione, quindi bisogna fare i conti. Noi siamo un piccolo ospizio che si allarga, che si affaccia su un grandissimo asilo nido. Ecco, questa è un po' l'immagine che dobbiamo avere. Dall'altra parte la pandemia ci ha insegnato quanto siamo
interconnessi, profondamente interconnessi, e di quanto le risposte ai fenomeni globali come il cambiamento climatico, come i flussi migratori e come il tema della pandemia presuppone che noi siamo in grado di stare al mondo e di starci in modo propositivo e di starci non agguerriti ma collaborativi. Sono tutte cose molto semplici ma che pare che in questo momento non funzionino. In Italia noi ci rendiamo conto che è passata un po' l'idea che la cooperazione internazionale è un costo che non ci possiamo permettere, è un lusso quasi. E quindi questa narrazione di mettere gli ultimi contro i penultimi è sempre molto efficace, no? Per cui noi ci rendiamo conto che non è facile. Nello stesso tempo le richieste che ci arrivano dai paesi in cui noi operiamo sono sempre più forti, e Rita ce lo racconterà, perché la pandemia ha praticamente annullato gli ultimi 5 anni di miglioramenti, no? Degli indicatori, quindi l'accesso alla sanità, alla scuola, all'acqua e l'uscita dalla povertà, no? di milioni di persone, perché noi dobbiamo ricordarci che c'è stato un momento in cui sempre in modo non sufficiente, anche contraddittorio, però si stava migliorando, non dobbiamo essere dei catastrofisti sempre comunque, bisogna rendersi conto che c'era un miglioramento. Adesso la pandemia l'ha di nuovo fermato e ha reso ancora più povere situazioni che erano già in lento miglioramento ma ancora in difficoltà. Quindi noi ci rendiamo conto che c'è bisogno di cooperazione internazionale, c'è bisogno di solidarietà internazionale e la cosa che cerchiamo di fare è nelle nostre comunità, con le istituzioni locali, con anche l'interlocuzione politica che abbiamo, di dimostrare che la cooperazione non è un costo ma un investimento. È un investimento bellissimo, umano, e che è il nostro modo di stare al mondo, e per testimoniare, no, da un lato anche essere portatori dei nostri grandi valori. Il tema del welfare effettivamente è la grande, come dire, la grande testimonianza che l'Europa può portare al mondo, no? Che cosa significa poter garantire a tutti l'accesso alla salute e alla scuola, no? In condizioni democratiche. Ecco, questi sono i 3 elementi che per noi sono le precondizioni dello sviluppo. E essere a fianco di governi che cercano di costruire e di rendere concreti questi diritti è una cosa bellissima, e noi lo facciamo perché ogni volta che noi lavoriamo sulla singola scuola o l'ospedale non ci fermiamo a quello, pensiamo sempre a quel sistema scolastico, quel sistema sanitario. Quindi anche l'accusa che ogni tanto ci fanno di essere un po' inutili perché troppo assistenziali, che quando finisce il progetto finisce tutto, è una cosa su cui da molto tempo si sta lavorando, sulla sostenibilità anche politica delle esperienze che facciamo, no? I nostri progetti diventano dei piccoli laboratori che creano e rafforzano politiche locali, che poi diventano politiche locali, che quindi diventano scalabili, trasferibili e diventano poi non una singola esperienza, ma diventano un'esperienza diffusa, ecco. Sì, mi collego a quello che dicevi, così a modo di reazione a caldo, innanzitutto ricordando proprio un passaggio dove dicevi l'Africa è il luogo della speranza, e in una intervista proprio a Francesca ricordo come riportasse lei questa sensazione a Giuba in un contesto di grande povertà, però la prospettiva della gente, nonostante tutte le fatiche, è comunque sempre di grandissima fiducia e speranza nel futuro, e questo è davvero un aspetto che colpisce. Mi collego poi a un'altra cosa che dicevi, Ivana, relativamente al costo, e qui potremmo aprire, prima di passare poi la parola a Rita, il discorso della campagna 070, se non erro, no? Vale a dire questo fare presente allo Stato italiano in particolare, la necessità, l'urgenza di sostenere i progetti di cooperazione internazionale. Ecco, se vuoi spiegarci brevemente in che cosa consiste questa campagna. Volentieri. Allora, questa è una campagna che la FOXIV ha proposto alle 3 grandi reti nazionali di rappresentanza della cooperazione internazionale, quindi AOI, l'Associazione ONG Italiane,
a cui noi aderiamo. Poi c'è CINI, che è praticamente la rappresentanza delle grandi realtà internazionali, che Save the Children, ActionAid e altri. E poi c'è Link 2007. La cosa interessante è che era tanto tempo che non si faceva una campagna tutti insieme, quindi da questo punto di vista come Foxiv crediamo che sia giusto stare al mondo unendo e non partecipando alle divisioni. La proposta è molto semplice, semplicemente noi vogliamo ricordare al nostro paese l'impegno che si è assunto nel 1970 in sede di Nazioni Unite di destinare lo 0,7% della propria ricchezza alla cooperazione internazionale, all'aiuto pubblico allo sviluppo. Dopo più di 50 anni purtroppo siamo lontani da quel traguardo. Dobbiamo ricordare che una prima meta era il 2015, ci si era presa l'impegno di arrivare allo 0,70 nel 2015, ovviamente non si è raggiunto. Adesso la prossima meta temporale è di quella del 2030 e noi ci siamo resi conto, semplicemente analizzando un po' i dati, che non solo non cresce, ma rischiava anche di diminuire. Quindi a un certo punto ci siamo resi conto che avevamo toccato lo 0,20, poi ci sono anche dati in cui ci ricordavano degli esperti che abbiamo toccato anche lo 0,15, però essere allo 0,20 nel 2020 ci ha veramente preoccupato. E allora l'idea è stata quella di lanciare questa campagna che ha come partner Caritas, Missio, ASVIS e il Forum del Terzo Settore. Quindi non vogliamo fare le cose da soli, le vogliamo condividere con altri. Abbiamo anche presentato alla FISH, alla Federazione Italiana della Stampa Cattolica, questa campagna e localmente si sono già aperte delle collaborazioni concrete e di questo siamo molto, molto contenti. È molto, molto semplice come obiettivo, cioè di essere, noi richiediamo un provvedimento normativo che calendarizzi questo avvicinamento allo 0,70. Siamo perfettamente consapevoli che non si può esigere in un anno, perché stiamo parlando di 7-8 miliardi, perché ovviamente essendo una cifra che è una percentuale del reddito nazionale lordo, varia, però ecco, stiamo parlando di 7-8 miliardi che mancano all'appello e ci rendiamo anche conto che è molto dipende dall'iniziativa politica. Ricordiamo sempre che quando si è deciso di trovare come dire, le risorse per il nostro esercito con il famoso 2%, nel giro di poco hanno trovato una soluzione che garantirà questo risultato e questo impegno che ci si è presi con l'Unione Europea. Allora, ecco, noi pensiamo che sia importante altrettanto così, essere coerenti con quell'impegno preso. Devo anche dire che a noi interessa trasformare questa richiesta in una campagna culturale. Vi dicevo prima, ecco, il fatto che ci sono tutte queste reti e dietro queste reti ci sono singoli organismi, no? come OVCI, che lavorano in quella specifica comunità e che riescono a farsi portatori di questa riflessione. Ovviamente con Caritas, con i centri missionari, con i gruppi dell'associazionismo, del Forum del Terzo Settore, le potenzialità sono molto, molto grandi e noi vogliamo proprio, come dire, ragionare, sfidare e dialogare con tutti. Ci piacerebbe lavorare e lo facciamo già nelle piazze, nei consigli comunali, nei mercati, per raccontare, per dire di quanto è importante la cooperazione internazionale, di quanto sia tutto collegato, che non c'è un noi e un voi, no? E di riuscire in qualche modo a far sentire più vicino questa idea di mondo, perché dietro la cooperazione c'è un'idea di mondo che non si risolve con i fili spinati o coi muri, ma che si risolve con l'apertura e con la capacità di governo delle situazioni. Ecco.
Grazie, vedremo di contribuire a questa campagna anche attraverso questa intervista e quello che scriveremo sull'azione. Il numero della prossima settimana è dedicato interamente all'anniversario di Ovici e più complessivamente alla cooperazione internazionale, quindi speriamo che possa anche questo portare un piccolo contributo. Rita, torno da te e ti porrei appunto un po' le stesse domande che ho rivolto prima ad Ivana, vale a dire le opportunità e le fatiche che intravedete voi dal vostro punto di vista appunto per quanto riguarda la cooperazione internazionale alla luce delle esperienze che state seguendo. Sì, allora io riprenderei una frase che ha detto Ivana perché mi sembra che rispecchi un po' il nostro impegno e anche la sfida che noi vogliamo mettere in campo, che è l'investimento umano. Ecco, io credo che lavorare nella cooperazione sia credere fortemente che gli investimenti che noi facciamo sono gli investimenti umani. Al di là, il nostro organismo, come ho detto prima, è stato così interpellato da diverse persone sul tema della riabilitazione nel campo infantile. Naturalmente, come in Italia, così anche all'estero, il tema non è trattato solo il bambino, ma il tema è la famiglia, la comunità del bambino, gli operatori che si occupano del bambino. E per cui l'investimento umano che nella cooperazione si deve fare è molto grande, anche perché proprio per non cadere nel problema del costruire grandi cattedrali in un deserto che poi non restano in piedi o restano in piedi vuote, ad esempio un impegno molto grosso è quello della formazione del personale locale, no? L'invio di personale straniero sempre più in numero ridotto per permettere al personale locale di crescere, di prendersi le proprie responsabilità e di essere poi anche un interlocutore reale, credibile per la propria parte governativa. Sono processi lunghissimi perché poi noi lavoriamo in paesi in cui anche la parte politica è molto debole. Prima abbiamo ricordato il Sud Sudan, lo stesso Sudan, l'Ecuador, dove magari non è tanto debole la parte governativa o lo è per invece una parte legata a tutto quello che è la problematica dell'aspetto legato al narcotraffico, a queste, che rendono alcuni luoghi dove noi siamo presenti molto difficoltosi e molto pericolosi. Però il formare il personale locale diventa una forza proprio di interlocuzione con il governo, e formarlo vuol dire renderlo sempre più cosciente e forte sul tema, ad esempio, dei diritti umani, in cui il diritto del bambino e del bambino disabile è parte integrante. Però anche in un lavoro, ad esempio, nel Brasile, dove ci sono delle leggi e anche c'è uno stato sociale, un welfare, come ricordava prima Ivana, importante, ma dove le persone più povere non vengono neanche a conoscenza di alcune possibilità, e per cui l'essere presenti a fianco delle persone locali in una formazione che permetta loro di aiutare anche le famiglie, le comunità a rendersi conto che alcune possibilità ci sono e vanno sfruttate. Certo, la sfida poi diventa difficile per tutte quelle cose che ha detto prima anche Ivana sulla campagna 070, appunto perché di fondi all'interno della cooperazione italiana diventano
sempre piuttosto sottili e dove in tanti momenti il tema dell'emergenza prende il sopravvento su invece un tema che è invece proprio la formazione, la cooperazione, la crescita non nell'emergenza, ecco. Questo è un tema molto, l'abbiamo visto anche un po' con la guerra in Ucraina, dove tante cose si sono spostate sull'emergenza di un conflitto, oltretutto un conflitto a noi molto vicino e che ci ha toccato, ecco. E per cui tante questioni in quel momento si sono un po' dimenticate, sono passate in seconda linea. Noi cerchiamo comunque, al di là diciamo, dei donatori istituzionali, come si chiamano, di fare una campagna che non è soltanto una campagna di raccolta fondi, proprio una campagna di sensibilizzazione per ricordarci che tutti siamo interconnessi e che il mio benessere non deve andare a discapito del benessere di altri, cosa che invece è molto forte, molto che ci fa dimenticare l'altro, no? Perché l'altro è in fondo molto lontano, possiamo non ricordarcelo. Ecco, invece l'impegno di OVCI è anche questo, ricordarci che siamo un'unica famiglia umana, che siamo in Europa o che siamo comunque in Africa o negli altri continenti e che siamo tutti in cammino verso un mondo migliore. Faccio una domanda relativa al mondo giovanile, per quanto riguarda sempre, mi rivolgo a te Rita, riuscite a coinvolgerli, c'è una certa partecipazione per quanto riguarda soprattutto i volontari che si mettono a disposizione dei vostri progetti, al di là dei sostegni economici dello Stato o delle varie istituzioni. Che sensazione, che percezione ha del mondo giovanile relativamente alle proposte di cooperazione internazionale, quelle vostre in questo caso? Allora, il mondo giovanile è molto sollecitato e ci sollecita. Noi come organismo in effetti lavoriamo molto con i giovani, molto meno con, diciamo, persone in pensione, no? Che partono. Noi abbiamo del personale italiano o comunque anche che arriva dall'Europa molto giovane. In più in questi ultimi anni diciamo che le università hanno sfornato una serie di percorsi formativi incredibili sul tema della cooperazione. E per cui sono tutte persone che cercano anche un lavoro in questo campo. Naturalmente sono persone che partono con i nostri progetti, e quando prima dicevo l'investimento umano, non è soltanto l'investimento umano diciamo dei paesi esteri, ma è anche un investimento umano per le persone, i giovani italiani che fanno questi percorsi di studio. Oltretutto con FOXIV noi abbiamo anche delle sedi accreditate come servizio civile internazionale per cui ci sono anche proprio giovani che sotto i 30 anni fanno questa esperienza, che è proprio un'esperienza anche di tipo formativo. Quello che diciamo il bello di questa grossa partecipazione di giovani ha anche però un po' un risvolto
diciamo, tipico dei giovani, che è quello del il non fermarsi troppo su un'esperienza, per cui fanno delle esperienze di 1 anno, massimo 2 anni, poi cambiano, e questo, diciamo, fa fare un po' di fatica al personale locale, che rimane sempre quello e che si vede dei collaboratori cambiare periodicamente. Però è comunque una sfida molto importante che tiene l'organismo sveglio, diciamo, sulle possibilità e nonostante, insomma, a volte le fatiche, anche perché formare del personale giovane non è indifferente, nonostante le fatiche noi siamo molto contenti di questo percorso che possiamo offrire a tanti giovani che cercano un loro posto nel mondo anche dal punto di vista professionale. Anche attraverso questa esperienza. Ivana, volevi aggiungere qualcosa sul coinvolgimento del mondo giovanile relativamente al mondo della cooperazione internazionale? Sì, è sicuramente una delle sfide, perché come diceva bene Rita, il nostro è un mondo che attrae molto, ma poi facciamo fatica poi a realizzare un vero cambio generazionale nei nostri organismi, nelle strutture dei nostri organismi, e su quello però sappiamo che, come dire, non è un problema solo nostro, è un problema più generale, anche perché poi statisticamente ormai i giovani sono un bene prezioso e perché sono sempre meno, e anche su questo dobbiamo ragionare. No, mi veniva solo da fare due battute su una cosa che credo che sia importante. Una delle grandi sfide del mondo della cooperazione è quella di fare sistema, di uscire da questa polverizzazione, no? Che ha un aspetto positivissimo, perché anche l'organizzazione più piccola, basata esclusivamente sul volontariato, fa un'azione preziosissima e insostituibile nella sua comunità, e soprattutto siamo i primi a dichiarare che non ci sono sovrapposizioni o duplicazioni, perché c'è così tanto bisogno di fare che riuscire ad arrivare anche in quel villaggio e magari in aiuto a un missionario, se non lo fa quella piccola associazione non lo fa nessuno. Quindi, però dobbiamo fare sistema come organizzazioni della FOXI, ma dobbiamo fare sistema con i missionari, con le congregazioni, cioè perché noi viviamo molto al di sotto delle nostre possibilità, cioè insieme potremmo fare molto di più. Quindi è proprio un cambio di mentalità e anche un percepire la responsabilità in modo diverso. Spessissimo ciascuno di noi ha un perimetro di responsabilità con il quale si misura, ma forse dovremmo allargarlo, forse ci è chiesto di allargarlo, nel senso che tra le tante attività che dobbiamo fare, dobbiamo anche mettere proprio la parte di sistema, cioè con chi posso collaborare, con chi posso condividere in quel paese del sud del mondo l'analisi paese, con chi posso collaborare per fare iniziative che sono complementari. Ecco, questa è la grande sfida, ci tengo a dirlo perché dobbiamo ricordarci che siamo strumenti, noi siamo strumenti. A noi piace come dire, citare Santa Teresa di Lisieux, che dice: noi non contiamo nulla, ma dobbiamo operare come se tutto dipendesse da noi. Ecco, questo è un po' cioè, non ha importanza il protagonismo, non ha importanza ricordare la nostra sigla, l'importante è quanto siamo riusciti a creare collaborazioni e cooperazione, perché questa è la parola bella. E poi Papa Francesco con la Fratelli Tutti per noi è un richiamo. Noi abbiamo Fratelli Tutti Laudato Si, che sono un po' il nostro programma, ce li ha tradotti in un programma operativo, però ci è proprio chiesto di lavorare non per il partenariato soltanto, ma per la fraternità, ed è anche per questo che come FOXIV siamo anche impegnati sul dialogo interreligioso, perché crediamo che i nostri progetti possono anche diventare dei laboratori delle occasioni di dialogo interreligioso. Quindi abbiamo una grande sfida davanti. Devo dire che rispetto ad altri organismi siamo un po' meno
un po' meno smarriti, perché Papa Francesco ci aiuta molto a leggere la realtà e ci ricorda che non dobbiamo essere dei palliativi, ma dobbiamo andare alle cause. Ecco, ci tira le orecchie anche ogni tanto, ma fa bene perché ne abbiamo bisogno, però ecco, non ci sentiamo soli e sappiamo dove andare, ecco. Grazie. Va bene, allora ci avviamo a concludere questa nostra intervista. Ringrazio Ivana Borsotto, presidente Foxiv, Rita Giglio, vicepresidente di OVCI, la nostra famiglia. Ricordo ancora una volta il convegno che si terrà a Conegliano per i 40 anni di OVCI, sabato 15 ottobre alle 15 e domenica 16 ottobre alle 14. Sabato sera ci sarà una rappresentazione sulla vita del beato Luigi Monza, sempre a Conegliano, appunto alle 20:45, quindi 3 appuntamenti per celebrare i 40 anni di OVCI e ricordare anche i 50 anni di Foxiv. Con questo vi ringrazio davvero della vostra presenza, del vostro contributo e buona giornata a tutti.